Alberto Guglielmi di Verona, prima giornata del Trofeo Regione Veneto Girone 2. Si affrontano il Cadi David e l'Audace. Dirige l'incontro il signor Marogna, assistito dai signori Mangano e Marconi. Saluto cordiale tra i due allenatori. Mister Ghirardello e Mister Biroli si augurano vicendevolmente buona gara. Il primo tempo vede la squadra ospite prendere le redini del gioco e progressivamente rendersi sempre più pericolosa. I ragazzi di Mister Biroli muovono bene la palla e fanno tanto pressing alto. Al secondo è Greco a provare la conclusione da fuori area. Tedesco blocca con sicurezza. Poi è la volta di Antonelli ad impegnare il portiere avversario che deve distendersi per deviare la conclusione. Meneghelli serve Pasquariello che allarga per Dal Sasso. Scambio stretto con Greco e Dal Sasso conclude al lato. Pressing alto dell'Audace. Greco serve Plamadeala. Controllo e tiro in porta. Tedesco sfodera un intervento alla Garelli che devia di piede. Al Brigi serve Pasquariello. La sua conclusione è fuori lo specchio della porta. Contropiede innescato da Pasquariello che serve lungo Pasquali. A fondo verso l'area avversaria. Servizio ad Antonelli che crossa a centro ma Chilelli riesce ad anticipare Plamadeala. Ultima occasione del primo tempo. Plamadeala batte una punizione da zona decentrata e la sua parabola si infrange sulla traversa. Il secondo tempo si apre con una conclusione fuori misura di Sacconi. Al decimo potrebbe esserci una svolta. L'arbitro ammonisce Romeo. Secondo giallo e il signor Marogna estrae il cartellino rosso. Il Cadi David prosegue in 10 uomini. I ragazzi di Mister Ghirardello non si abbattono e riescono a rendersi pericolosi prima con Sacconi su azione da calcio d'angolo. La sfera sbatte sulle gambe di Antonelli che riesce a liberare l'area. Poi ancora Sacconi si rende pericoloso con un tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore ma non trova compagni sulla traiettoria. Al 39esimo l'azione più eclatante, un rigore in movimento. Capita sui piedi di Albrigi che in area prova la conclusione ma trova ben piazzato Tedesco. Poi ancora due conclusioni dell'Audace, la prima di Plamadeala e la seconda di Greco da fuori area. Ultima occasione di un Cadi David Maidomo. Su corner Boarotto colpisce di testa ma la sfera termina al lato. Primo tempo completamente ad appannaggio degli ospiti, il secondo, nonostante l'inferiorità numerica, ha visto un sostanziale equilibrio. Il caldo ha sicuramente influito sulla prestazione dei giocatori, ma entrambi gli allenatori possono trarre le giuste indicazioni per il proseguimento della stagione. Risultato finale: Cadi David 0, Audace 0. Bravi.